Plateatici finirà a carte bollate? A 15 giorni dall'incontro con il soprintendente Vincenzo Tinè, tra i proprietari dei pubblici esercizi delle piazze sale la preoccupazione. Se per esempio al bar Margherita si sentono sicuri di dover abbattere la veranda per sostituirla con gli ombrelloni, ma sacrificando la prima fila di tavolini, chi invece gli ombrelloni li usa già non capisce perché in estate dovrebbe lasciare sotto il sole all'ora di pranzo i turisti che ovviamente scapperebbero. Bar e trattorie sulla gestione di coperture e ombrelloni rispettano da anni le regole e poi, ricordano i titolari, nelle piazze non ci sono solo i loro. In piazza dei signori, come in piazza delle erbe, dei frutti eccetera, ci sono tutti i mercati che hanno tutti quanti l'ombrellone, la tenda, e questo qui anche questo comporta la non fruizione della vista di questi monumenti storici eccetera. Quindi non vedo questo accanimento nei confronti delle attività commerciali tipo la nostra. In mezzo a questo braccio di ferro c'è il comune di Padova. I baristi, alla luce degli ultimi provvedimenti, hanno perso la fiducia nello Stato, cioè nella soprintendenza. Avevo molta fiducia fino alla penultima riunione che abbiamo fatto, dove c'era uno spiraglio di dialogo. Però poi quando hanno emesso il decreto praticamente se ne sono fregati di tutte le parole e le riunioni che abbiamo fatto, e ormai la fiducia è proprio di sgoccioli, insomma ci stiamo proprio rassegnando. L'ultimo barlume di fiducia è affidato a un possibile ricorso al TAR, alle carte bollate appunto. Intanto una mano al decoro delle piazze medievali potrebbe venire dalla rimozione di frigo lasciati all'aperto e di altre cose molto pacchiane.